di mia sorella passa le ore davanti allo specchio. Prego, perché trovi una schifezza di marito e che se ne vada da questa casa. È quello che mi fanno patire in questa casa! Quella è un castigo di Dio. Tua madre dice che io sono una buona niente. E per questo sono rimasta nubile. Zitella. Nubile! Io sento che per te si avvicina un avvenire di luminosa nobiltà. Noi qua ormai siamo in mezzo alla nobiltà, cara la mia signora Emilia, che avemo le bale dappertutto. In questa casa devono venire grandi personaggi storici e vanno ricevuti in maniera adatta. Tu sei una povera ignorante e io ti devo civilizzare. Io non vivo più senza di te. Tu devi essere mia, soltanto mia. Ucciderò tuo marito. Inchino e introduci. Su, avanti, proviamo. Inchino e introduzione. E sarà anche nobile, ma scaduo però. Sempre a passeggio. Io devo trovare marito. Non vorrei diventare nervosetta come te. E sta arrivando il baron. Mio Dio. Dopo esserti specchiata sei svenuta. Capisco. Te la pulisco con le mie mani. No! Cosa? Cara! Sugo di ragù. Io sono un commerciante onorato, qua nel quartiere, mi conoscono tutti. Sto trattando il matrimonio per la figlia più piccola di un simpatico negoziante di vini piemontese. Ma se oltre ad essere nobile fosse pure ricco, io sarei più contento. De Rosa col De. Allora, matrimonio concluso, donna Rosa col De piccolo, qua pretende un regalo in denaro, pure lei. Secondo gli accordi. Sì. Fra non molto tornerò con mio nipote Riccardo. Vedete che baroncino che vi ho portato, eh? È un papà. Ma che papà che vi ho portato? Mi raccomando, vedete un vostro papà. Mi se rifai quei due là, sa? Ecco mio nipote, signore. E al barboncino, ma scusate, al baroncino piacciono tutte le donne? Si capisce! La donna è la più bella idealità della vita e la si deve trattare con rispetto e venerazione. Baron? Menada man! No, ruspante la fantesca. Se ruspa. Anche la mia povera mamma era bella. E quando parla della madre si commuove sempre. 3 giorni prima di morire mi scrisse una lettera tanto commovente che porto sempre con me. Eccola! Di chiedere per me la mano di vostra cognata, la signorina Teresa. Io voglio che tu sappia che la donna è una cosa sacra, al di sopra di tutti i bassi istinti. Non dorme, capite? Non dorme! E non dormisse per qualche cosa. Se il vostro nipote non fa il suo dovere, avete capito qual è il suo dovere? Guarda di questo, di quello, di sentimenti puri, di ideali purissimi. E dell'essenziale neanche a parlarne. Io lo conosco il mio dovere. No! Non lo conosci il tuo dovere, altrimenti faresti il marito. Sicuro, sicuro. Sono innamorato di te. Per te sono disposto a fare qualsiasi pazzia. Ma non puoi. Amore, tutto. Cara. Ha fatto il fischio lui. Ma guardi, io... Ma bravo, ha fatto il fischio, hai capito? Ma io... no. Stai zitto, che hai parlato anche troppo. E fa